Nel cuore della pianura veronese c'è il castello Bevilacqua di proprietà della famiglia Iseppi. Ce ne parla Marco. Il Castello Bevilacqua è una struttura risalente al 1336 che inizialmente era stata ubicata qui proprio per un controllo, diciamo, dei confini tra la provincia di Padova e Verona, che successivamente nel 1550 diventa una residenza proprio di cortesia dei conti Bevilacqua. La struttura in sé fino al 1861 non ha grandi, diciamo, ripercussioni o trasformazioni. Successivamente, dopo un incendio, la struttura rimane inutilizzata per 10 anni e viene ripresa dalla Felicità Bevilacqua, che successivamente sarà anche l'ultima erede della famiglia, diciamo, in origine dinastica. Durante la Seconda Guerra Mondiale il castello diventa quartier generale delle SS tedesche fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando il castello diventa dei preti salesiani di Verona, dove all'interno ne fanno un collegio. Questo fino al 1966, quando il castello prende fuoco, speriamo per l'ultima volta, e diciamo viene abbandonato fino al 1990, quando la nostra famiglia ha deciso di fare questo atto di coraggio, comprarlo e diciamo metterci le mani e rimetterlo a nuovo come un'araba fenice e riportarlo allo splendore di un tempo. La dimora oggi ospita eventi, meeting e banchetti. Castello Bevilacqua oggi ospita matrimoni, meeting e eventi aziendali di tutti i generi. E grazie alla nostra sala dei troni, che è una sala meeting costruita nel 2008 che contiene dalle 220 alle 250 persone. Chi vuole può anche soggiornare da voi. Assolutamente, abbiamo 7 suite, 4 sulla torre e 3 nel sottotorre. La nostra caratteristica è che ogni suite è diversa dall'altra, quindi abbiamo, diciamo, clienti repeater che tornano proprio per visitarne una diversa dall'altra ogni volta. Novità del prossimo anno sarà che avremo attiva una piccola spa riservata ai clienti dell'hotel, naturalmente, che potranno prima coccolarsi nella spa e successivamente cenare nei nostri bellissimi saloni. Per chi volesse quindi organizzare un evento o vivere una emozione da sogno immerso nella storia, può raggiungervi al Castello Bevilacqua. Vi aspettiamo nel cuore del Veneto, ospiti della nostra storia. Da parte del Castello Bevilacqua auguriamo a tutti un felice Natale e delle buone feste.